pensare che avevo in casa un assassino, dove lei, quando me l'ha presentato, mi ha chiesto dopo quando è andato via: mamma, cosa dici? Ah, è brutto, sai, è brutto, tu sei bella, è brutto, ma è tanto bello dentro, hai capito? È tanto bello dentro. E quello era la sua bellezza che aveva dentro, purtroppo. Un dolore che non si rimargina, una ferita che si riapre ogni volta che una giovane donna rimane vittima di chi diceva di amarla. Graziosa Pattaro era a Padova martedì con il marito Angelo per stringersi a Gino, Elena e Davide Cecchettin. Erano a Santa Giustina come sono andati il 12 novembre alla fiaccolata di Vigonovo. La sua Luana è stata uccisa 13 anni fa, nella sera di Pasqua del 2010, da Luca Bedore, l'ex fidanzato, condannato dopo 3 gradi di giudizio nel 2013 a una pena di 17 anni. Quella sera, dopo un litigio, Luca Bedore aveva strangolato Luana, poi le aveva stretto 2 sacchetti di plastica sulla testa. Solo il giorno successivo, dopo aver passato la notte a vegliare la giovane donna, aveva chiamato i carabinieri dopo aver tentato di infliggersi ferite che non si erano rivelate mortali. Una figlia adorata, Luana, giovane stilista che Graziosa va a salutare in cimitero a Cinto tutti i giorni. Da Luca Bedore, l'uomo che ha ucciso la loro figlia, neppure una parola. Non si è pentito, è quello che mi fa rabbia. Aspettavo almeno un scritto, non so, scusa, anche perché scusare, non so, perdonare 13 anni, ma non ho ancora perdonato, perché mia figlia non c'è più qua in casa, nella mia famiglia, e lei non c'è più, ecco.